Rieccoci, seconda parte del Sindaco risponde, siamo in compagnia del vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, stiamo discutendo di nodo idraulico di Padova, soprattutto alla luce dell'ondata di maltempo che si è abbattuta anche nel territorio nei giorni scorsi. Prima di interromperci per un attimo di pubblicità avevamo introdotto un tema che insomma il vice sindaco ha spiegato come sia fondamentale per la salvaguardia futura di Padova dal punto di vista idraulico. Stiamo parlando del cosiddetto canale scolmatore Padova Mare, che sicuramente molti di voi magari conosceranno con il nome di Idrovia Padova-Venezia, ma che insomma alla fine si tratta dello stesso progetto ma con finalità differenti, per quello insomma i nomi in questo caso differiscono. Però vice sindaco, ci spieghi qualcosa in più, intanto ci spieghi cos'è il canale scolmatore e perché sarebbe fondamentale realizzarlo per Padova. Perché io prima dicevo Padova è una città ben difesa, ma fino a un certo punto, cioè non esiste il rischio zero o la difesa totale al 100%. La difesa idraulica è un po' come l'ascensore. Noi quando saliamo sull'ascensore vediamo che l'ascensore è in sicurezza, è collaudato e c'è una targhetta con scritto porta fino a 800 kg. Quindi noi sappiamo che quello è il livello di sicurezza di quell'ascensore. I fiumi e le difese idrauliche funzionano allo stesso modo, cioè noi siamo difesi ma fino a una certa misura. Nel 2010 ci è andata tutto sommato bene anche di fronte ad un evento molto forte, molto importante, però noi sappiamo che oggi diventa sempre più, come dire, frequente il rischio alluvione. Allora, noi ci difendiamo perché 150 anni fa ci fu la lungimiranza di realizzare il canale scaricatore che bypassa la città e quindi quando il Bacchiglione è in piena noi lo chiudiamo all'altezza di Via Goito, le acque del Bacchiglione non entrano più in città nei canali interni ma girano per il canale scaricatore e poi prendono o la via del Roncaietta inferiore, cioè il proseguimento su Ponte San Nicolò, oppure girano per il San Gregorio e quindi arrivano in zona industriale, vengono raccolte dal canale Piovego dove c'è l'inceneritore, lì c'è l'intersezione e poi da lì vengono scaricate in Brenta. Quindi noi con questo sistema, ho riassunto il più possibile, insomma, riusciamo a gestire le ondate di piena, un po' sul percorso deviato e un po' sul Brenta. Però non è sempre possibile, diceva vice sindaco. Quando il Brenta va in piena, ed è in piena anche il Bacchiglione, noi lì andiamo in crisi perché non abbiamo tante, come dire, chance di poter liberarci di queste acque in eccesso. Quindi l'opera che sarebbe, come dire, il pari dello scaricatore di 150 anni fa, oggi, come dire, la tecnologia e i tempi moderni ci devono portare anche a opere più importanti, è il canale scolmatore Padova Mare, che qualcuno chiama idrovia perché qualcuno ci vede anche la possibilità che sia una via di navigazione. Diciamo che quando ci si riferisce a questo canale come opera di navigazione si parla di idrovia, quando ci si riferisce solo a un canale di salvaguardia idraulica lo chiamiamo canale scolmatore. Sostanzialmente che cos'è? È un canale che parte dalla zona industriale di Padova e poi arriva in mare, che potrebbe scolmare e quindi ricevere queste acque in eccesso. E qualcuno ci vedeva una via navigabile per il commercio, per il turismo, però diventa un'opera molto più importante perché i ponti devono essere costruiti per far passare sotto le navi e quindi devono essere molto più alti e quindi bisogna cambiare tutto un sistema. Se invece ci passa solo l'acqua, invece il sistema è molto più semplice, quindi qualcuno dice ma invece che andarsi a cimentare in un'opera così importante che forse non serve più perché il trasporto oggi avviene in altro modo, teniamolo come canale per scolmare le acque in eccesso. A Padova andrebbe bene? Per Padova sarebbe come dire, un ulteriore livello di sicurezza di cui nel 2010 si è discusso molto dell'importanza di avere. È un progetto che è in mano alla Regione, come altri è fermo nei cassetti e c'è stato questo studio, però insomma poi le opere, come vediamo e come sappiamo, insomma, marciano se vengono finanziate, altrimenti
restano A quanto studi le su risulta, vice sindaco, è tutto fermo in questo momento? Siamo a studi, progettazioni, verifiche, ma niente di fatto, ecco. Se la sente però magari di fare un appello alla Regione, potrebbe essere l'occasione buona, insomma, per tornare a parlare di quest'opera, per eventualmente ripartire con studi di fattibilità e insomma altre operazioni preliminari di questo tipo, per capire se effettivamente è possibile andare a realizzare quest'opera. E l'abbiamo fatto anche in questi giorni, insomma, l'appello ad approfondire e a proseguire anzi quest'opera. In questi anni sono stati fatti molti lavori, questo va detto, attraverso i Geni Civile la Regione ha manutentato diversi argini, sono stati realizzati alcuni dei bacini di laminazione sul Vicentino che servono a laminare le acque di piena del Bacchiglione, non tutti, però insomma con alcuni riusciamo a difenderci anche meglio. La Padova Mare, il canale scolmatore Padova Mare sarebbe, come dire, la garanzia di un livello di sicurezza ancora maggiore. Visto, vice sindaco, che ha citato i bacini di laminazione, le giro tutta una serie di messaggi che ci erano arrivati in redazione nel corso dei giorni scorsi, quando c'è stata insomma, l'ondata forte di maltempo che ha colpito anche il Padovano. Me li ero appuntati, ho detto quando vedo il sindaco o il vice sindaco glielo chiedo. In molti ci hanno chiesto come mai non fosse in funzione il bacino di laminazione, che insomma noi sappiamo essere un'opera importante per la salvaguardia idraulica del territorio, in molti passando anche insomma l'hanno visto vuoto, ecco come mai? Certamente, e lo è il bacino di Brusagana, tra l'altro i cittadini lo osservano e quindi poi arrivano anche queste segnalazioni. Sì, perché transitando in tangenziale lo si vede, insomma. Perché fa un lavoro diverso, cioè i bacini di laminazione servono a contenere le acque, ma le acque non sono tutte uguali, cioè abbiamo diverse acque dalle quali dobbiamo difenderci, diciamola così. E un conto sono le bombe d'acqua che ci piovono sulla testa, che piovono su Padova. E quindi noi abbiamo il problema di fare in modo che quest'acqua che piove sopra la nostra testa non allaghi strade, scantinati, abitazioni e così via. Quindi abbiamo bisogno di contenerla o in dei bacini di laminazione o attraverso il sistema di raccolta delle acque bianche, i tombini, le caditoie che insomma che tra l'altro ricordiamolo è importante tenerle pulite. Esattamente. Questo lo diciamo a voi come amministrazione comunale perché insomma anche possiate essere un po' cassa di risonanza, insomma informare sempre di più i cittadini. Noi lo facciamo per quanto possibile nel corso dei nostri spazi di informazione perché la pulizia dei tombini è fondamentale. E quindi quando piove forte l'acqua che è in eccesso insomma o viene canalizzata, raccolta dai tombini e canalizzata poi nei canali e quindi poi va in fiume, e alle volte il sistema delle fognature, delle tubature non basta e quindi questi bacini di laminazione come quello di Brusagana aiutano il sistema che ci difende dall'acqua che ci piove sulla nostra testa. Noi passiamo anche a pulire le caditoie, ma poi cosa succede? Che quando l'acqua confluisce porta con sé foglie e detriti e quindi una caditoia che è pulita poi dopo si intasa e quindi bisogna anche un po', noi abbiamo quindi durante i temporali anche squadre in giro proprio a presidiare questo, se ci fosse anche un aiuto collettivo, come dire, si potrebbe gestire meglio. Quando invece ci dobbiamo difendere dalle acque di piena, non ci difendiamo dall'acqua che ci piove sopra, ma ci difendiamo dall'acqua che è piovuta in montagna e che poi scende attraverso i fiumi. A quel punto non è il bacino di Brusagana che ci aiuta, che serve per il primo esempio, ma sono i bacini che stanno a monte della città di Padova e che raccolgono l'acqua del Bacchiglione prima che entri a Padova. I famosi bacini di cui si parlava prima, che la Regione ha realizzato, e servono proprio a contenere l'acqua che altrimenti scenderebbe e arriverebbe a Padova e quindi terrebbe il livello più alto del fiume. Si andrà sempre più verso questa direzione, vice sindaco, a livello ovviamente non solo padovano ma a livello regionale, nazionale e anche oltre, cioè realizzare delle opere che ci permettano di
metterci in sicurezza dal punto di vista ambientale, anche a causa, come magari dicevamo prima, di questi momenti di siccità alternati invece a forti precipitazioni che mettono in crisi il nostro sistema di tenuta, insomma la nostra tenuta. Non c'è abbastanza ancora, secondo me, visione da questo punto di vista, cioè noi ancora purtroppo spendiamo molti soldi per risarcire danni o aggiustare quello che si è rotto in seguito di un'emergenza piuttosto che prevenire. Questi tempi ci hanno insegnato che noi dobbiamo prenderci cura degli ambienti di natura e gli ambienti fluviali e quindi servono linee di finanziamento importanti, un po' come il PNRR ha fatto per mettere in sicurezza infrastrutture come ponti, a migliorare il sistema di trasporto pubblico o le reti di ciclabili, la sicurezza stradale. Tutte linee di finanziamento interessanti, utili e opportune. Deve maturare la consapevolezza che serve prendersi cura dei fiumi e dei canali, del sistema di fiumi e dei canali. Lo vediamo quando andiamo in siccità, c'è il problema degli scarichi, il problema della salubrità degli ambienti, la putrefascenza di animali che muoiono, un sistema di natura che va in crisi e poi improvvisamente cambia scenario, acqua in eccesso, bacini di laminazione che devono lavorare, quindi fiumi che devono essere dragati, cioè, insomma, ecco, serve, come dire, una consapevolezza perché poi magari anche gli enti locali possono essere motore, come è stato col PNRR, di progettazione, ma occorrono linee di finanziamento importanti. Ci prendiamo un'altra brevissima pausa, l'ultima di questa puntata del Sindaco Risponde. Al rientro affronteremo altri due temi. Il primo riguarda i lavori veramente pronti a partire da qui a poche ore per quanto riguarda il Ponte Paleocapa, ponte storico, insomma, nel centro della città che porta la specola, per intenderci, e poi parleremo anche di altri lavori che proseguono da diversi punti di vista. Sono ovviamente i lavori propedeutici all'arrivo del tram a Padova entro il 2026. Rimanete con noi, a tra poco.